Erano le 15:11 quando il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha dato il via alla prima chiama per eleggere il nuovo capo dello Stato. Tra i 1.008 grandi elettori anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che fedele alla linea annunciata dal Carroccio si è espresso a favore di Vittorio Feltri. A dir poco per la stima che abbiamo, lo conosciamo, è un uomo che si è fatto valere sul campo, le sue battaglie sono sempre state le nostre battaglie, quindi penso che sia anche la volontà di riconoscere una grande carriera da giornalista e un grande uomo che è sempre stato vicino ai bisogni della nostra gente. E perché non vi piace Mattarella? Ma direi che rappresenta per noi quello che di peggio c'è del centralismo, visto e considerato che la Costituzione repubblicana è stata scritta dai padri costituenti che sono degli autentici federalisti. Ancora oggi il Veneto viene vissuto come la colonia di Roma, viene vissuto come la periferia dell'impero. Noi invece siamo quelli che vogliono l'autonomia, vogliono una Costituzione che sia interpretata alla tedesca, perché i presupposti ci sono. Ma la verità è che Roma senza i soldi dei Veneti e dei Lombardi non vive più. Questa dunque è la posizione di Luca Zaia. Per i bassanesi invece qual è il presidente ideale? Vedrei bene anche un Veltroni, Walter Veltroni. Femminile, una volta tanto per cambiare, mi andava bene la Bonino ma si è ammalata, mi dispiace. Ma intanto è un personaggio giovane, potrebbe andare bene dal Camparino al Veltroni, ritengo due persone valide, o anche la senatrice del PD, Anna Finocchiaro. Lei chi voterebbe? Draghi, il resto è tutto un inciuccio, tutti i favori. Cioè, attualmente io non riconosco in nessun politico uno all'altezza di fare il Presidente della Repubblica.